Buongiorno da Sicilia 24, vediamo insieme i titoli. È tutto più caro, ma anche in Sicilia, esodo di agosto. I turisti fanno i conti con il rialzo dei prezzi e il maltempo che ha colpito alcune zone. L'infinita emergenza di Fontanarossa, nuove storie di disagi e ritardi a 3 settimane dal rogo. Allarme diossina a Palermo dopo l'incendio nella discarica di Bellolampo, rilevati valori 35 volte più alti del normale. Borgonuovo, il quartiere più inquinato. Dopo 8 anni riapre la galleria Letojanni sulla Messina-Catania, venne chiusa per una frana. Tornano a scontrarsi i clan mafiosi di Catania per un debito non saldato, la sparatoria dell'altro giorno in centro. Calcio, Grella è sicuro e afferma: prenderemo un attaccante di valore. Il dirigente del Catania spiega anche la posizione del club su stadio e centro sportivo. Il Palermo vince in amichevole e pensa alla Coppa Italia. Bentrovati, al via il grande esodo di agosto nonostante il caro vacanze e il maltempo che al sud durerà per qualche giorno. Sentiamo Davide Sardo. Ho fatto un lungo viaggio dal nord al sud e siamo stati prima in Calabria, adesso in Sicilia. Traffico da bollino nero sia oggi che domani su strade e autostrade. Una nuova perturbazione potrebbe però rendere le operazioni complesse per una serie di vacanzieri. Meta preferita è ovviamente il mare, nonostante il mese di agosto faccia segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini. Quest'anno i servizi risentono anche del balzo dell'inflazione, con aumento dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza, a partire dal viaggio. Ma dovevo partire io, solo che mi sono andato a informare per un viaggio che lo scorso anno a Formentera mi costava circa 1.500 euro, mi hanno chiesto quasi 2.900 euro per 2 persone, cioè proprio ti dicono di rimanere a casa. Ci sono alcuni posti qua che hanno dei prezzi molto alti, mentre ci sono alcuni posti che mantengono sempre gli stessi prezzi, non hanno alzato. Penso che i posti più turistici abbiano abbassato un po' la qualità del cibo, anche alzato quella dei prezzi. Una cifra non ne saprei dire, però è tutto il doppio. C'è stato sia nei voli che anche nei ristoranti, abbiamo notato effettivamente qualche piccolo aumento, però quando uno è in vacanza deve anche prevederlo. Ecco. Lei parte per le vacanze? No. Sinceramente no. Ad agosto uno si aspetta che ci siano le temperature più alte, invece sono crollate le temperature. E causa maltempo sono stati annullati gli spettacoli delle fine settimana al Teatro Segesta. Il caldo però sta per tornare soprattutto in Sicilia. Da martedì tornerà l'alta pressione africana con temperature oltre i 30 gradi. Divieto di balneazione nella zona della Baia del Corallo a Sferracavallo, una delle più note località estive a Palermo. A deciderlo il sindaco per gli alti livelli di batteri provenienti da scarichi fognari. Stesso problema a Lampedusa, dove il sindaco ha firmato un'ordinanza vietando la balneazione nel tratto di mare di Cala Pisana, un'area frequentata dai turisti, molti dei quali negli ultimi giorni hanno avuto dei malori. 3 settimane dopo l'incendio, l'emergenza a Fontanarossa è tutt'altro che finita. In tanti esasperati per cancellazioni, dirottamenti e ritardi, ore sotto il sole alla ricerca dei pullman per gli altri aeroporti. Sentiamo Orazio Longo. Scene di ordinaria esasperazione a Fontanarossa. Oggi sabato d'agosto, aerostazione piena di turisti in transito, tutti in fila, sotto il sole, per un volo che non sempre c'è. Dopo che siamo qui dalle 8:30, siamo stati catapultati fuori perché non si hanno informazione. Un giorno in più in Sicilia, io sono felicissima. Sono felice però signora, perché dovevo partire, perché vabbè, io sono siciliano e io devo andare a Bologna. Già perché tutti i disagi che ho. Perché non so, mia figlia è partita e non posso tornare a casa di mia figlia perché la casa è chiusa. Adesso devo cercare un posto dove andare a dormire pure. Imbarcarvi. Noi per Lourdes. Ci manca solo Lourdes. In coda per imbarcarsi anche il Lacuna Coil dopo il concerto di ieri alla Villa Bellini.
Allora state ripartendo, Lacuna Coil? Sì, abbiamo suonato ieri sera qui a Catania alla Villa e oggi ritorniamo a Milano forse. Paura per non partire? No, paura no, al massimo stiamo un altro giorno a Catania che non è che si sta male, però diciamo che preferiremmo tornare indietro. Tra voli cancellati e dirottati che non mancano in quantità anche nel tabellone di oggi, impressiona la lunga fila davanti al bus navetta per l'aeroporto sostitutivo di Trapani. È un SMS via. Dovevano essere 5 autobus, ma questo è il secondo e basta. E c'è chi trova un modo alternativo per passare la lunga attesa. Chi vince? Io sicuro. L'aeroporto di Catania va verso il rapido ritorno alla piena operatività, a dirlo il vice premier e ministro dei trasporti Salvini. Lo scalo etneo, aggiunge, riprenderà al più presto a garantire il passaggio di 40.000 viaggiatori al giorno. Salvini fa sapere di averne parlato, tra gli altri, con il presidente della regione siciliana Schifani. Ed è ancora allarme diossina a Palermo. L'ARPA ha rilevato valori di diossina 35 volte oltre la norma in alcune zone del capoluogo dopo l'incendio alla discarica di Bellolampo. Ci dice di più Marco Gullà. È ancora allarme diossina a Palermo, infatti di 35 volte superiore, valori massimi consentiti, la presenza di diossina nell'aria in alcune zone del capoluogo dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella discarica di Bellolampo. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto dell'ARPA Sicilia che ha eseguito i nuovi esami di campionamento dell'ambiente. In via Enserra il primo dato registrato il 24 luglio era di 939 grammi per metro cubo, dopo i 300 scatta l'allarme. Oggi siamo stati proprio in via Enserra che, come vedete da queste immagini, è stata interessata dagli incendi della scorsa settimana. L'allarme diossina però non preoccupa più di tanto i residenti. L'emergenza c'è, questo non si può negare, però purtroppo la situazione è questa, non è che non possiamo farci niente, non è che dipende da noi, sono forze naturali, quindi sono calamità che succedono. Non siete preoccupati? No, ma poi casomai mi metto la mascherina, quando hai mascherine mi metto la mascherina. Una quotidianità, quindi non stravolta dall'allarme inquinamento. Il 30 luglio scorso, dopo i primi risultati delle analisi, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha emesso un'ordinanza con la quale dispone per 15 giorni di lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, non assumere carne, latticini e uova, evitare mangimi e foraggi in un'area di 4 chilometri dove l'ARPA ha riscontrato la presenza di diossina prodotta dall'incendio nella discarica di Bellolampo. Scintille e fuoco tra Palermo e provincia questa notte con decine di interventi per cavi dell'Enel in fiamme, coinvolte soprattutto zone del capoluogo e delle Madonie dove gli impianti sono vetusti. Alla prima pioggia estiva sono subito emersi i problemi e i tecnici dell'azienda elettrica hanno dovuto fare gli straordinari per tutta la notte. Nel pomeriggio è prevista alle Toianni la riapertura del tratto dell'autostrada chiuso da 8 anni per una frana. Fino al 10 settembre sarà aperta solo una corsia. Francesco Triolo. Non una cerimonia in pompa magna, non un taglio del nastro o qualcosa di ufficiale. Il giorno della riapertura del tratto dell'autostrada Messina-Catania interessato alla frana all'altezza di Letoianni e questa è una buona notizia, ma sono passati 8 anni dal crollo, 3 anni e mezzo da quando sono cominciati i lavori, quindi nessun trionfalismo. Oggi pomeriggio alle 18 i mezzi torneranno a percorrere quel tratto dell'autostrada Messina-Catania, infilandosi nella galleria artificiale da 140 metri costruita ai piedi del costone, da cui il 5 ottobre del 2015 la famosa frana tagliò in due la Sicilia a causa di 50.000 metri cubi di terra, roccia e arbusti che scivolarono sulla carreggiata. Ieri il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha emanato l'ordinanza firmata dal geometra Giulio Mungiovino, responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Assistenza al Traffico, dopo che giovedì il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Marco Ferrante, ha comunicato che i lavori di messa in sicurezza del tratto autostradale hanno raggiunto il grado di completamento che può consentire provvisoriamente l'apertura al traffico in modalità di cantiere. Sulla carreggiata di Monte si tornerà a circolare in direzione Catania e contestualmente verrà eliminato il doppio senso di circolazione nella carreggiata di Valle, direzione Messina, mentre è stata prevista la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Dopo il 10 settembre i lavori ripartiranno nella carreggiata di Valle per realizzare il muro di contenimento a tergo della galleria e tutte le opere di rifinitura, però intanto tra ritardi, sospensioni, varianti, questo è il primo traguardo raggiunto.
Il ministro delle imprese Urso farà un sopralluogo nel pomeriggio ad Aci Catena, nel Parco delle Terme Romane di Santa Venera al Pozzo, gravemente danneggiato dall'incendio dei giorni scorsi. Una presenza per manifestare vicinanza e solidarietà. E adesso una pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. Anche stanotte un intervento d'urgenza per salvare una vita, in questo caso di una ragazzina di 12 anni. La complessa operazione alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina, un centro di eccellenza che paradossalmente rischia la chiusura. Francesco Triolo. Il futuro è sempre nebuloso, ma intanto ecco l'ennesimo intervento d'urgenza, l'ennesima storia da raccontare. Un'altra notte trascorsa in sala operatoria per l'equipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, guidata dal primario Sasha Gati, per salvare la vita ad una dodicenne in vacanza in zona. Ma sì, queste sono un po' le cose strane della vita, nel senso che è arrivata questa bimba che era qui in vacanza, che vivono loro a Monza, con una storia molto particolare. A volte dico, noi pensiamo che siano i medici, noi contribuiamo, ma sicuramente la storia è scritta da qualche parte, noi facciamo solo parte della storia, quindi ci piace oggi raccontare questa storia e ricordare questo episodio veramente drammatico che grazie a Dio si è trasformato in una bellissima storia di vita. Sono queste le storie che raccontano le esperienze del centro di eccellenza che da oltre 10 anni ha sede a Taormina in collaborazione con il Bambin Gesù di Roma. E se le visite delle ultime settimane di Fiorello e Flavio Enzina hanno portato alla ribalta nazionale la vicenda del centro destinato a chiudere il 31 gennaio 2024 dopo la proroga tecnica concessa dal Ministero, cresce il movimento che ne chiede la conferma, un movimento composto soprattutto dalle famiglie dei piccoli pazienti. Quando si fa una scelta del genere bisogna confrontarsi appunto con quello che è stata l'attività negli anni e attraverso appunto le cose che si sono fatte. Io personalmente credo che sia tutta una reazione spontanea, non ci sono state messe in campo nessuna levata di scudi, quindi ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini e ci stanno vicini in questo momento e cercheremo di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Il pressing sul Ministero della Salute è incessante. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha deciso di bypassare anche la Regione Sicilia, che ha avallato l'apertura di un altro centro simile a Palermo ed è andato a Roma portando con sé i dati dell'attività dal 2016 al 2022 per testimoniare con i numeri l'importanza del centro taorminese. De Luca ha sottolineato come nel mese di luglio di quest'anno sono stati eseguiti 20 interventi cardiochirurgici neonatali complessi, mentre al Civico di Palermo, l'altro centro in Sicilia, sono stati eseguiti 4 interventi in pazienti adulti con cardiopatia semplice. De Luca è andato non solo per esporre i numeri, ma anche e soprattutto per le preoccupazioni e per consegnare al governo la speranza di tante famiglie che attendono una svolta. Un debito non saldato dietro la sparatoria nel quartiere dei Cappuccini a Catania. 2 gli arrestati vicini ai Cursotti milanesi e ai Santa Paola Ercolano, clan da sempre in lotta tra loro. Giusy Lazzara. Volano parole grosse, la tensione sale dentro il bar della Sala Scommesse in via Santa Maria della Catena, nel quartiere dei Cappuccini a Catania, nel centro storico. La lite in pieno giorno il 31 luglio per un debito che doveva essere saldato al più presto. Lo vedete nelle immagini di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri di Piazza Dante. Fuori dal bar lo scontro culmina in una sparatoria. In uno dei filmati si distingue nettamente la pistola in mano a uno dei 2 uomini e le indagini dei carabinieri, basate sulle dichiarazioni di testimoni e sui filmati, hanno fatto scattare 3 giorni dopo la sparatoria il fermo di Giovanni Gurreri, 22 anni, vicino ai Cursotti milanesi, e Filippo Antonio Saitta, 26 anni, affiliato ai Santa Paola Ercolano. Da sempre clan in lotta tra loro. Gurreri, accusato di tentato omicidio, era stato coinvolto come vittima il 3 gennaio in un'aggressione terminata in una sparatoria durante la quale fu colpito ad una gamba in viale Medaglie d'Oro.
In particolare nelle fasi più concitate della lite, Gurreri, nell'esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco contro Saitta, non avrebbe colpito la vittima ma altre 2 persone risultate estranee alla lite. Mentre i 2 feriti venivano soccorsi dai passanti, i 2 uomini si erano allontanati verso il centro. Gurreri poi è stato rintracciato nell'abitazione di un parente e Saitta in casa di un amico a Mascalucia. Adesso una breve pausa e poi le ultime novità sul fronte calciomercato. Ed eccoci al calcio, la gestione dello Stadio Massimino, il centro sportivo, la campagna abbonamenti e il mercato. Tutti i temi toccati dal vicepresidente del Catania, Grella, in occasione della presentazione di Lodi come nuovo dirigente. Marco Carli. Altri 3 o 4 giocatori, lo dice il vicepresidente Grella in occasione della presentazione di Lodi come dirigente. Sono ciò che serve per completare l'ossatura titolare del Catania dopo l'arrivo di Livieri per la porta e con le attese derivate anche dai responsi sui ricorsi che, come diciamo da tempo, cambiano il mercato. I profili sono conosciuti: 2 difensori centrali, probabilmente un esterno offensivo a piede invertito come piace a Tabiani e poi l'attaccante di riferimento. Noi prenderemo un attaccante forte, ma non forte di nome, forte per le sue caratteristiche che sposano bene quello che cerca il nostro allenatore. Il presidente della Lega Pro Marani ha detto che il campionato comincerà nel weekend del 3 e del 4 settembre. Grella fa il punto sul lancio della campagna abbonamenti. La difficoltà è capire bene il disegno dei posti, che è una cosa insieme al comune che abbiamo fatto un po' avanti e indietro, che non possiamo vendere un posto che non esiste. Sulla questione stadio, dice Grella, il Catania ha le intenzioni di trovare un accordo per la gestione del Massimino, scelte che comportano, precisa il dirigente, delle responsabilità da cui non si torna indietro. Stesso discorso vale per la realizzazione del centro sportivo. Il concetto è di avere un numero di campi sufficiente per allenare tante squadre. Questo comporta 2 cose: un investimento molto grande e trovare anche un sito dove puoi creare questo tipo di ambiente. Sono 2 cose che non puoi fare in un modo veloce. Ritiro concluso per il Palermo che in amichevole ha battuto il Trento 3-0. I rosanero adesso lavoreranno in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia. Marco Gullà. 3-0 in amichevole, ritiro concluso. Il Palermo chiude in bellezza la preparazione estiva in Trentino. Ieri vittoria in amichevole contro il Trento dell'ex Bruno Tedino, una prestazione più che convincente per la formazione rosanero che ha chiuso la pratica nel primo tempo. Prima il gol di Ceccaroni, poi la rete di Vasic e infine Brunori su rigore. Nella ripresa, dopo i cambi di Corini, il Palermo non ha rischiato nulla gestendo il risultato. Sorride il tecnico rosanero. Il bilancio generale del ritiro secondo me è positivo, perché comunque qualche fisiologico problema l'abbiamo avuto con qualche giocatore, niente di straordinariamente grave e di conseguenza stiamo recuperando tutti i nostri ragazzi. La logistica e i luoghi dove ci siamo allenati erano perfetti e di conseguenza siamo da questo punto di vista molto contenti del lavoro fatto e adesso affronteremo Veronello questa settimana che ci porterà al primo impegno ufficiale col Cagliari. Era l'ultima amichevole della pre-season, ora il Palermo si ritroverà a Veronello dal 7 agosto e riprenderà lì gli allenamenti. Nel mirino c'è la sfida di Coppa Italia a Cagliari del 12 agosto alle ore 21. Sarà il primo impegno ufficiale per gli uomini di Corini che vogliono partire con il piede giusto e dare subito un segnale importante all'intera Serie B. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.